Buonasera e benvenuti amici di Fanner, qui al Garbaglia per la sesta giornata della Serie A2 della Lega Calcio 8. Da una parte il Fiumicino Calcio 1926 e dall'altra il Real Fiumicino. Crolla il pallone, prova ad andare in avanti, è recuperata dal Real Fiumicino. Prova a partire libera il destro, il numero 9, subito la parata di Poggi, suo compagno sempre Orlando che va con il destro, la para l'estremo difensore Mandolini ma la lascia in gioco per il Fiumicino che prova ancora il cross, palla che poi attraversa tutta l'area e termina fuori, ma poi è ancora nuovamente recuperata, poi Orlando con il destro, arriva subito l'1-0 di Orlando, grandissimo tiro calciato da fuori su cui ha qualche colpa l'estremo difensore Mandolini. 1-0 per il Fiumicino Calcio, colpita di testa da Munaretto, ma è ancora Orlando che prova a liberare il mancino, si supera nuovamente Poggi salvando il risultato e mettendo in calcio d'angolo. Il lancio lungo, non c'è nessuno se non Mandolini che può lanciarla lunghissima a cercare De Crescenzo, la mette giù, si gira al volo di sinistro, palla che termina alta a cercare Orlando che la mette giù, prova a pensare per un momento a liberare il mancino, poi serve Guglielmo che liscia il pallone ma se lo ritrova comunque tra i piedi, poi va in porta, Poggi va in alto a metterla nuovamente in calcio d'angolo, quarta parata importantissima per Poggi. De Crescenzo, palla in avanti ancora una volta su Dantini che prova a liberare il destro, palla che questa volta termina fuori senza che Poggi la tocchi, però dava l'impressione di controllare la traiettoria del pallone, però da Guglielmo che prova a partire, la recupera il numero 7 Munaretto che riesce anche a servire Cozzolino che va a liberare il destro, la fa sua senza difficoltà Mandolini, Dantini indietro verso il numero 8 Filippi, lancio lungo, l'appoggia Greco, fuori area, la conclusione tentata ma che termina fuori Dantini, poi Filippi sulla destra, in avanti il tocco, in area di rigore Greco, riporta in parità il match non appena inizia il secondo tempo, 1-1. In avanti ancora a cercare Dionisi, poi Munaretto non riesce a controllarla, Orlando manda in avanti Greco che prova il tiro, ancora nuovamente Poggi gli dice di no, ancora il Fiumicino Calcio in avanti dopo il recupero nuovo del pallone con Anselmo Orlando che va a cercare la porta, Cozzolino fa il velo a Mandolini e arriva il 2-1 di Orlando. Nuovamente calcio d'angolo per Orlando, battuta al centro di destra De Crescenzo, Poggi, un altro miracolo e poi ancora Poggi che si supera per ben due volte, partire in contropiede, chiuso però molto bene dalla difesa del Real Fiumicino. Ora Filippi, il lancio lungo, il tocco di testa di Greco al centro per De Crescenzo che la mette in rete, il gol del pareggio del numero 9 del Real Fiumicino. Però la riconsegna a fine che lancia lungo, Castagnola alza un campanile che riesce a controllare il numero 15 del Fiumicino Calcio, Caid ne prova il destro, un grandissimo gol che riporta avanti il Fiumicino Calcio 3-2. Filippi in area di rigore che prova a girarsi, esce dall'area, Filippi l'appoggia fuori su Orlando che calcia altissimo, palla che termina fuori quando arriva anche il triplice fischio dell'arbitro. Il Fiumicino Calcio vince 3-2 contro il Real Fiumicino.